Andrea Sarrizzu, detentore del titolo europeo dei pesi mosca. Dove ti stai allenando? Io sto allenando al Justice Club qui a Firni perché purtroppo non c'è una palestra adeguata che mi lasci un po' di tranquillità per poter fare questa preparazione. Io difenderò il titolo contro un inglese, forse se tutto va bene, al Quarto Sant'Elena tra il 13 e il 18 di settembre. Lo sfidante è quello ufficiale che ha decretato direttamente la federazione europea, quindi ci stiamo preparando qua, stiamo iniziando piano piano e dal mese di agosto in poi sarà una preparazione molto più robusta e più consistente. Che metodo di preparazione stai seguendo? Ma sono sempre gli stessi schemi, gli stessi sistemi, alla fine iniziamo sempre da un fondo, poi gli ultimi 25 giorni facciamo anche la tecnica in base all'avversario che abbiamo di fronte. In questo caso è anche un po' ostico da dover affrontare, un guardia a destra, un mancino che si muove tanto e poi bisogna fare un buon lavoro e anche specifico. Il tuo avversario come lo giudichi? È un ragazzino, ha 27 anni, ha 7 anni meno di me e quindi ha tutta la voglia e la volontà di voler diventare campione d'Europa. Io ormai sono il detentore, sono navigato e più che altro posso lavorare sull'esperienza e non posso andare oltre le mie qualità. Un suo pregio e un suo difetto. Il suo pregio, che sa fare il pugilato, sfugge tanto, è un buon tecnico e non si fa acchiappare facilmente. Il difetto sarà quello di non lasciargli fare il suo lavoro e invece il mio pregio sarà di attaccarlo e gestire con esperienza la mia migliore qualità. Come pensi di non fargli fare il suo lavoro? Questo bisogna lavorare in due, siamo io e forse anche di più di due. Ci sarà uno sparring adatto e poi sarà il maestro stesso che verrà all'angolo un po' a costruirmi questa mia difesa e mi attacco nei suoi difetti. Queste prime prove come stanno andando? No, adesso stiamo facendo il fondo, quindi dobbiamo lavorare ancora tanto, manca ancora tanto per poter arrivare a quello che ci serve, in poche parole, per poter vincere questo match, che dovrebbe essere, diciamo, un ultimo europeo per poi fare direttamente il mondiale a fine anno.